L'allarme è rientrato al porto di Chioggia, la nave russa ferma da sabato potrà caricare i container e ripartire. Le preoccupazioni dello scalo clodiense inizieranno dopo il 16 di aprile con il blocco ufficiale dell'import ed export con la Russia. Approfondimenti di Viminale Farnesina sulla presenza in Ucraina su fronti opposti dei veneziani Edi Ongaro e dell'ex pilota dell'aeronautica Giulia Schiff. Nonostante la pandemia nel 2021 il Prosecco ha fatto boom, si sono vendute quasi 105 milioni di bottiglie, 14 milioni in più rispetto al 2020, aumentato sia il volume che il valore. Dalla difesa vogliamo passare all'attacco, giù le mani dal Prosecco, così il presidente del Veneto Luca Zaia oggi al Vinitaly è tornato sulla questione Prosek, non si escludono le vie legali. Nuovo scontro sull'accoglienza dall'Ucraina dei minori non accompagnati, ieri è lo sfogo del sindaco di Cimadolmo, oggi Mario Conte, presidente ANCI, ha scritto al premier Draghi. Alle 12 di oggi è stata riaperta al traffico la provinciale 251 della Val di Zoldo, dopo la chiusura forzata di 20 giorni causata dagli incendi resta lo stop a motocicli e bici. Gli alpini della sezione di Vicenza Monte Pasubio festeggiano i 100 anni dalla loro fondazione. Il 22 è la cerimonia in centro che avvia l'anno di festeggiamenti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali i temi della guerra e dell'Ucraina con le ripercussioni economiche. È di questi minuti la firma dell'accordo di cooperazione su energia e gas ad Algeri tra il premier Mario Draghi e il presidente algerino. Lo possiamo vedere dall'ansa.it. Nella delegazione italiana anche il ministro Cingolani e l'amministratore delegato di Eni De Scalzi, ma non solo, ovviamente una missione che ha l'obiettivo di ridimensionare il ruolo della Russia nelle importazioni di gas dalla Russia, a pochi giorni da quelle dichiarazioni del premier Draghi che hanno fatto discutere: volete la pace o i condizionatori accesi? E proprio a tal proposito vi rigiriamo di fatto questa domanda del premier Draghi: rinunciare al condizionatore per fermare la guerra? Questo il quesito che vi poniamo questa sera, il cui esito sarà dato a Ring, la trasmissione di prima serata condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Se sì, il numero è quello in verde 0422162691, se no il numero è quello in rosso 0422162690. La chiamata come sempre è gratuita. Questo il tema del momento, e a dare la dimensione plastica di quanto sta accadendo sul fronte economico e delle sanzioni c'è il caso della nave ferma a Chioggia, al porto di Chioggia, la nave russa che potrà caricare i container e ripartire. Le preoccupazioni però riguardano quello che accadrà dal 16 aprile in poi. Sentiamo il servizio di Nicola Marcato. La nave non è assolutamente bloccata in questo momento. La nave russa Valery Vasiliev, ferma da sabato al porto di Chioggia, non è mai stata bloccata. I marinai dell'equipaggio e i lavoratori portuali sono liberi di imbarcare i 120 container nella stiva pieni di elementi d'arredamento destinati alla Russia. A chiarire il malinteso e a calmare i portuali preoccupati della situazione di stallo è il portavoce degli spedizionieri marittimi internazionali, Tommaso Sitran. Naturalmente noi navighiamo a vista, di giorno in giorno le regole cambiano, le normative cambiano e a noi non resta altro che rispettarle, insomma, però al momento la nave può partire con la merce che oggi dovremo iniziare ad imbarcare. Le navi russe potranno dunque continuare ad attraccare, imbarcare e sbarcare fino al 16 di aprile. I problemi cominceranno dopo questa data con il blocco definitivo dovuto alle sanzioni decise dall'Unione Europea contro Mosca. Dopo 2 anni di fermo a causa del Covid, le preoccupazioni delle maestranze portuali non sono ancora finite. Sono molti a temere l'apertura della cassa integrazione causa guerra o in alternativa ad essere costretti al pendolarismo con il porto di Marghera. I problemi per lo scalo clodiense cominceranno quando inizierà il blocco totale di importazioni ed esportazioni per la Russia. Qua almeno lavoriamo principalmente con esportazione di prodotti finiti,
quindi di impiantistica, e naturalmente riserviamo dalla Russia anche ferro che poi va nelle nostre acciaierie per produrre tutti poi i prodotti finiti. I prodotti lavorati verso la Russia e la paralisi dell'importazione dei materiali ferrosi provenienti da entrambi i paesi in guerra potrebbe portare ad una crisi irreparabile in grado di coinvolgere molti settori dell'industria veneta, blocco e ripercussioni che coinvolgeranno anche le imprese agricole per la mancanza dei fertilizzanti in arrivo dalla Russia. Per motivi differenti, Viminale e Farnesina stanno facendo approfondimenti sulla presenza in Ucraina di due veneziani, di Ongaro, la cui storia vi abbiamo raccontato a fine marzo, il miliziano morto nel Donbass tra le fila filo-russe, e l'ex pilota dell'aeronautica Giulia Schiff. I ministeri degli esteri e degli interni stanno approfondendo la permanenza in Donbass di Edibo Zambo Ongaro, il 46enne di Porto Gruaro, morto lo scorso 31 marzo mentre combatteva tra le milizie filorusse e separatiste contro l'esercito ucraino. Farnesina e Viminale stanno approfondendo i suoi movimenti in Donbass, ma sotto la lente di ingrandimento anche la carriera militare di Ongaro. Nei due incartamenti sono finiti anche i video e le interviste registrate dal 46enne dopo il suo arrivo nella zona da sempre rivendicata da Mosca, in cui non faceva segreto di un ideale comunista politicamente strutturato e sul quale basare le proprie azioni. Non è tutto. A combattere in Ucraina, ma contro i russi, quindi con una posizione diversa, c'è Giulia Schiff, la 23enne di Mira espulsa dall'aeronautica dopo aver trascinato a processo 8 alti ufficiali. Anche su di lei, partita volontaria a inizio conflitto, sono in corso approfondimenti dei due ministeri. Il nucleo è sempre lo stesso: come abbia fatto ad arrivare a Kiev, quali siano stati e quali siano tuttora i suoi contatti, ma soprattutto che tipo di attività svolga sul territorio. Sotto controllo anche tutti i canali social. Nonostante i venti di guerra e nonostante la crisi dovuta alla pandemia, il Prosecco nel 2021 ha fatto boom, lo si è detto questa mattina al Vinitaly. Il 2021 ha portato un aumento del 14% in volume delle vendite tra Italia ed estero, ancora di più in valore, 18%, ed è un dato oramai perfettamente acquisito, diciamo. Seppur acquisito, si tratta di un punto di svolta. Nonostante la pandemia ancora in corso e le tante variabili dei mercati, nel 2021 sono state vendute complessivamente 104 milioni e 700 mila bottiglie di Prosecco, circa 14 milioni in più rispetto al 2020. Nel complesso 4 su 10 sono finite nei paesi stranieri, su tutti Gran Bretagna, Germania, Svizzera, in netta ripresa anche gli Stati Uniti, consolidata pure la vendita online, significativa la tipologia di vendite. Il 93% dell'offerta è con il Anno del Bene Prosecco superiore senza menzioni, per cui il grosso, diciamo, del valore viene da questa tipologia, però certamente Cartizze e Rive danno un contributo soprattutto in valore. Nei prossimi anni, tra l'altro, si potranno stappare anche le prime bottiglie di Prosecco sostenibile ottenuto da vitigni resistenti. In questi giorni di Vinitaly il bicchiere, è il caso di dire, è mezzo pieno, nonostante i tanti problemi del comparto. È chiaro che siamo preoccupati di quello che potrà rincarare nel futuro a livello di materie prime, a livello di energia, ma d'altro canto i numeri della denominazione sono altrettanto positivi nei primi 3 mesi, di conseguenza immaginiamo che comunque saremo in grado anche ancora una volta di unirci, di creare sistema e di poter trovare la soluzione. Produzione e valorizzazione del territorio che vanno di pari passo. Anche la stagione turistica sui colli UNESCO è al via. Siamo più che pronti, anzi c'è una grande voglia di ripartenza e le colline dell'UNESCO sicuramente hanno tante attività da mettere in campo con la nuova stagione che sta per partire, per cui sì, siamo pronti al via. E non è affatto chiuso il fronte del Prosec, anzi proprio dal Vinitaly Luca Zaia ha rilanciato. Se la riserva del nome ce l'abbiamo noi con un mandato europeo chiaro,
oggi dobbiamo noi tutelare questo nome che ci è stato dato in esclusiva. Il concetto di partenza resta quello di sempre, ma a cambiare sarà la strategia nella battaglia delle denominazioni innescata dalla richiesta croata di riconoscimento del Prosek, partita che tra Bruxelles e Strasburgo non è affatto chiusa. Stavolta la regione potrebbe adire direttamente le vie legali anche in sede europea. Luca Zaia lo ribadisce a chiare lettere nel secondo giorno di Vinitaly a Verona, ricordando il suo decreto varato da ministro e datato 2009 che introduceva proprio la tutela del nome. Quella riserva nome parte dal presupposto che c'è una città che si chiama Prosecco, vicino a Trieste, un piccolo comune, che fra l'altro si chiamava Prosec prima di chiamarsi Prosecco. Quindi il termine Prosec è nostro, quindi non dobbiamo solo difenderci, ma dovremmo attaccare e dire a questi signori in Croazia che non devono più utilizzarlo perché stanno utilizzando il nome nostro, così la mettiamo a posto subito la roba. Difendere il termine Prosecco significa non solo tutelare il vino, ma promuovere lo stesso territorio chiamato uno sviluppo turistico da qui ai prossimi anni, proprio in virtù della certificazione UNESCO, senza contare il ritorno dei turisti stranieri dopo 2 anni di pandemia. Dobbiamo essere pronti, anche perché non dobbiamo realizzare alberghi, ma un albergo diffuso, recuperare e restaurare tutto quello che c'è nel territorio dell'area UNESCO. Considerate che oggi facciamo 250.000 presenze turistiche, al 10° anno arriveremo a 1.200.000 presenze, per cui si incrementerà molto ed è fondamentale che tutti capiscano che l'ospitalità dovrà essere diffusa. Mondo del Prosecco che ovviamente risente dei venti di crisi dall'Ucraina, caro energia e carenza di materie prime soprattutto, ma i temi sono trasversali e riguardano interi comparti, un'urgenza che Zaia traduce in una richiesta precisa. Noi dobbiamo fare in modo di rinegoziare il PNRR, che sono 230 miliardi di euro, in maniera tale che questo paese sia autonomo dal punto di vista alimentare e autonomo dal punto di vista energetico, altrimenti le aziende chiudono. Stiamo vedendo già dei fermi produttivi, viviamo un'economia di guerra senza le bombe. Concetto che viene ribadito guardando anche alla visita del premier Draghi ad Algeri per attivare nuove forniture di gas in sostituzione di quello russo. È una soluzione, diciamo, immediata a un problema che abbiamo. Io spero che la prossima firma sia quella della pace. Ieri sera vi abbiamo raccontato dello sfogo del sindaco di Cimadolmo sulla questione dei minori non accompagnati dall'Ucraina. Ebbene, c'è una novità perché ha preso in mano carta e penna Mario Conte, presidente di ANCI, e ha scritto al premier Mario Draghi. Richiesta fondi, situazione minori stranieri non accompagnati con bisogni speciali in ambito sanitario e sociale. Lo sfogo ai nostri microfoni del sindaco di Cimadolmo di ieri, legato ai costi dell'accoglienza dei minori non accompagnati, non ha fatto altro che anticipare una riflessione che Mario Conte, presidente ANCI Veneto, aveva in saccoccia da giorni. Sono bastati i primi dati raccolti sul territorio. 200.000 euro sono già stati spesi in provincia di Treviso. I rimborsi che sono arrivati da parte dello Stato non arrivano a 70.000 euro, quindi c'è una sproporzione troppo forte che mette a rischio questo servizio. Quindi noi siamo ovviamente disponibili a farlo, però deve essere anche riconosciuto lo sforzo che queste amministrazioni stanno facendo, anche perché quelli sono soldi poi destinati ai progetti sociali delle nostre comunità. Ci siamo, ribadisce Conte, ma l'impegno a fronte di costi così elevati e che sono tutti certificati deve essere riconosciuto. Vorrei evitare che i sindaci si sentissero abbandonati di fronte a un problema così importante e anche così oneroso per le nostre casse. Nel telefono la bozza della lettera che oggi stesso sarà inviata al premier Mario Draghi, un testo condiviso con i sindaci del territorio che non si sono mai tirati indietro sul fronte dell'accoglienza, ma di fronte alle prospettive di un conflitto lungo chiedono ora di ragionare non solo in via emergenziale ma con un approccio più concreto e strutturato. Gli effetti di questa guerra saranno lunghi nei nostri territori e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Parliamo di esigenze di persone, in questo caso specifico di bambini che vivono, non hanno i genitori e hanno anche in alcuni casi delle disabilità e devono essere accompagnati in un percorso di inserimento e di supporto che è a tempo indeterminato. I comuni da soli non ce la possono fare. E per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina c'è anche una nuova iniziativa della Caritas di Vittorio Veneto. Stiamo pensando anche a mettere a servizio della popolazione che sta ospitando le persone nelle proprie case
le offerte che abbiamo raccolto distribuendole nel territorio. Sostenere la generosità di chi in queste settimane ha deciso di accogliere i profughi dall'Ucraina in fuga dalla guerra. La Caritas di Vittorio Veneto si è attivata in 2 vie. La prima per chi ha offerto la propria disponibilità attraverso la Caritas stessa. La seconda per chi ha seguito altre vie ospitando personalmente i profughi. Con i primi, quelli seguiti da Caritas Vittorio Veneto, attiviamo l'erogazione di 25 euro settimanali a persona per gli adulti e 10 euro per i ragazzi, per i minorenni. Mentre per chi invece ha seguito questa fase di accoglienza in modo autonomo, mettiamo a disposizione sulla base degli abitanti dei comuni presso i nostri centri di ascolto una cifra proporzionale appunto agli stessi abitanti dei comuni. Un contributo concreto dunque all'interno di quella rete tra tutti i soggetti coinvolti che vede comuni, ULS, Caritas, centri di formazione degli adulti lavorare insieme per offrire la migliore accoglienza possibile a chi, soprattutto donne e bambini, fugge dalla guerra. Quando abbiamo raccolto le ospitalità di chi voleva ospitare al proprio interno, nelle proprie famiglie, in un proprio appartamento i profughi ucraini, abbiamo stabilito fin da subito che doveva essere un atto di generosità dove ci si impegnava, diciamo così, a mettersi a disposizione al 100%. Ecco, riteniamo un atto di gentilezza e di gratitudine anche da parte nostra come Caritas a questo punto dare un piccolo contributo alle spese che sono state affrontate. E ricordo che alle persone che ospitano noi diamo una tantum 150 euro, quindi una cifra limitata a sostegno delle spese. La cronaca ci porta nel padovano a Villa del Conte, dove è stata una giornata difficile sul fronte degli incidenti stradali. Via Marconi, strada provinciale 58 a Villa del Conte. Sono passate da poco le 10 quando l'elicottero del SUEM atterra per trasportare in ospedale a Padova una donna di 53 anni di San Giorgio in Bosco. Viaggiava sulla sua Yaris quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, è uscita di strada ribaltandosi su un fianco e finendo la sua corsa contro un palo del telefono. Estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Borgoricco, le sue condizioni sono apparse da subito molto serie. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese. Un lunedì difficile dopo un fine settimana altrettanto doloroso. Aveva 41 anni ed era volontario della Croce Rossa Marco Sanavio, il motociclista morto sabato intorno alle 20 nel terribile scontro con un'auto a San Giacomo di Albignasego. Domenica, ancora nell'Alta Padovana, altri 2 incidenti. In gravi condizioni un motociclista finito fuori strada a Villa del Conte intorno alle 18, trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. 2 le donne rimaste ferite all'alba in via Straelle a Russega di Campo San Piero. E c'è probabilmente la ghiaia sull'asfalto, l'origine dell'incidente stradale costato la vita ieri pomeriggio sull'altopiano a un uomo di 65 anni. Nessun segno di frenata sull'asfalto dove domenica pomeriggio ha perso la vita Giancarlo Scanavin, 65enne residente a Sandrigo. L'uomo, centauro espertissimo, si trovava in sella alla sua moto KTM lungo strada della Scaletta nel comune di Lusiana Conco. Affrontando una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del ghiaino per terra rimasto dei passaggi invernali dei mezzi antighiaccio. È slittato direttamente addosso al guardrail, la moto è passata sotto le lamiere ed è finita fuori strada, mentre Scanavin ha preso in pieno il palo metallico. Un impatto fatale, inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto, per i rilievi, carabinieri che hanno regolato il flusso del traffico. La notizia del decesso del 65enne ha scosso l'intera comunità di Sandrigo, soprattutto il vice sindaco Giovanni Rigoni, suo carissimo amico e compagno di viaggi in motocicletta. Lo descrive come il grande saggio della compagnia, persona schiva, innamorato della sua 2 ruote che ogni fine settimana montava dopo giorni trascorsi a seguire l'anziana madre. Il funerale di Giancarlo Scanavin si terrà giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di Sandrigo. Alle 12 in punto di oggi andiamo nel Bellunese, è stata riaperta al traffico la provinciale 251 della Val di Zoldo dopo la chiusura forzata di 20 giorni causata dagli incendi fra Igne, Sofranco e Mezzocanale che hanno lambito i versanti della strada. Il transito è consentito ai veicoli a motore ma resta interdetto a motocicli e biciclette e per questo si fa appello al buonsenso di ciclisti e motociclisti per la tutela della loro incolumità. Eventuali chiusure future della provinciale potranno verificarsi temporaneamente
insegnamenti in occasione di allerte meteo durante eventi piovosi particolarmente intensi nella zona di Soffranco. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per andare in Polesine e raccontarvi la storia di una donna che ha partorito per strada perché non c'era più tempo per arrivare in ospedale, ma grazie al supporto del medico e del personale sanitario accorso con l'ambulanza tutto si è svolto senza problemi. È successo stamane poco dopo le 10 nella piazza centrale di Baruchella, uno dei 3 agglomerati che compongono il comune sparso di Giacciano con Baruchella. Siamo in Alto Polesine. La madre, una giovane donna di origini marocchine, era partita da Castelnovo Bariano. Ritorniamo nel Vicentino perché gli alpini della sezione Monte Pasubio si preparano a celebrare i loro primi 100 anni. Arriva subito. Adesso arriva il servizio, solo qualche istante di pazienza per raccontarvi per l'appunto di questo importante traguardo per le penne nere vicentine. Vediamo se il servizio è pronto, eccolo. Avviato ufficialmente l'anno di festeggiamenti per il centenario della sezione alpini di Vicenza Monte Pasubio, che si snoderà tra 16 appuntamenti nel corso del 2022, dalla rappresentazione teatrale intitolata 100 anni per la gente fra la gente al treno del ricordo, treno d'epoca che da Vicenza arriverà a Belluno, ma il momento clou sarà quello del 22 aprile a Vicenza. Perché il 22 aprile del 1922 fu firmata la Costituzione della sezione ANA di Vicenza, quindi lo ricorderemo nello stesso giorno, nello stesso luogo. Sostanzialmente si trova in centro a Vicenza, in Contrado Rode, all'Hotel Due Mori, dove verrà scoperta una targa a ricordo di questo evento. Un anno ricco di eventi che si concluderanno con la sfilata a novembre a Vicenza, ma non solo, anche un percorso storico per ricordare il sacrificio dei soldati caduti durante il conflitto mondiale. Il 15 aprile 2022 sarà pubblicato nel sito online un percorso di 200 km che è stato finanziato, la ristrutturazione e la rimessa in pristino di questi passaggi e di questi sentieri dalla Regione Veneto e dalla provincia di Vicenza. E questo sentiero, appunto di oltre 200 km, andrà a toccare i 4 ossari della nostra provincia di Vicenza, a partire dal Monte Pasubio, a cui è intitolata la nostra sezione, passando per il Monte Cimone, Ortigara e il Grappa. E poi l'impegno per il 2024, con la speranza che l'adunata nazionale, che non è a Vicenza dal 1991, torni in città. Adesso noi siamo in lista, siamo candidati e proponiamo la candidatura dell'adunata della nazionale degli alpini a Vicenza nel 2024. In ultima battuta vi ricordo il sondaggio di questa sera di Ring: rinunciare al condizionatore per fermare la guerra, sì, il numero in verde 0422 1626 691, in rosso il no 0422 1626 690. Come sempre l'esito del sondaggio questa sera a Ring, in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino, che avrà come ospiti Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio regionale, Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, Giovanni Zorzi, Partito Democratico, segretario provinciale di Treviso, Marco Bonet, giornalista collega del Corriere del Veneto, e ancora Andrea Colasio, assessore a Padova, con cui Avarino parlerà della meraviglia di Padova, patrimonio UNESCO, e infine Loris Sonego, presidente Banca della Marca. Questi gli ospiti di Ring. E dal Veneto è tutto, non ci sono aggiornamenti, ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre stabile, anche la giornata di martedì 12 aprile sarà caratterizzata dal bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente buona, sarà asciutto e stabile e senza piogge.
Prevarrà infatti il sole, il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento anche qui, qualche annuvolamento in montagna nel pomeriggio, ma innocuo. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà sempre il sole il protagonista, solamente con qualche nube alta di passaggio. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 22-23 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.